L'Arcidiocesi di Agrigento ha reso noto il programma per le celebrazioni in onore di San Gerlando, patrono della città di Agrigento. In calendario sono previste 2 manifestazioni esterne, riprendendo la peregrinazio del mezzobusto reliquiario di San Gerlando. Si inizia domenica 19 presso la cattedrale, alle 11:30 le celebrazioni eucaristiche, alle 19 la traslazione delle reliquie, alle 20 la celebrazione eucaristica. Presenzierà all'evento il capitolo metropolitano. Lunedì 20 la peregrinazio delle reliquie avviene a Cala Monaci, mentre nella chiesa Santa Maria dei Greci alle 8:30 la celebrazione eucaristica. Martedì 21 febbraio la peregrinazio delle reliquie a Comitini, presso la chiesa Santa Maria dei Greci, alle 8:30 celebrazione eucaristica. Mercoledì 22 le ceneri in cattedrale, alle ore 19 celebrazione eucaristica presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento. Il giovedì 23 febbraio presso la chiesa Santa Maria dei Greci alle 8:30 celebrazione eucaristica, alle 9 e alle 12 adorazione eucaristica, al Museo Diocesano dalle 17 Se Dio non vale un quadro, la presentazione del libro e conversazione con Liborio Palmieri, Eva Di Stefano, Rita Ferlisi. Nella giornata di venerdì 24 febbraio in cattedrale alle 18 la celebrazione eucaristica, alle 19 la preghiera penitenziale. Sabato 25 sempre presso la cattedrale alle 10:30 il pontificale nella solennità, presieduto da Sua Eccellenza Monsignor Francesco Lomanto, arcivescovo di Siracusa. Quindi l'offerta dell'olio da parte della comunità ecclesiale di Cala Monaci si concluderà alle ore 20 con la celebrazione eucaristica.